Siamo qui con Antonio Rallo, Presidente del Consorzio di tutela di Sicilia. DOC Sicilia. Ok, le domande sono queste. Quanto ritieni importante un evento come Sicilia on Premier per la promozione dell'immagine del vino e della qualità, no, del vino siciliano a livello globale? Possiamo dire oggi con assoluta certezza che è un grandissimo evento, che è stato un modo per poter davvero fare conoscere le nostre produzioni in giro per il mondo. Oggi abbiamo avuto più di 90 giornalisti da tantissimi paesi, ormai questo è un obiettivo raggiunto da più anni, che ci dà la possibilità poi di far conoscere ai consumatori del mondo i nostri vini. È davvero unico, importantissimo, si fa un focus sui territori, si dà la possibilità ai giornalisti di poter visitare tutte le unicità che questa isola propone dal punto di vista enologico e non solo. La forza della Sicilia, che ha sicuramente dei territori unici, dei vini incredibili, ma che nascono in un'isola bellissima, il mare, la montagna, i vulcani, le isole, insomma, non ci manca nulla. Come sta anche evolvendo la comunicazione del vino siciliano per raggiungere un pubblico ancora più ampio e diversificato e giovanile? Per nostra fortuna abbiamo dei giovani molto in gamba che ovviamente stanno prendendo in mano le redini delle aziende e quindi anche nella comunicazione delle aziende, che sono sicuramente più aperti all'evoluzione della comunicazione, e quindi la Sicilia sta sicuramente raggiungendo sempre più consumatori nel mondo, oltre che ovviamente di stakeholder, grazie anche al loro modo di approcciare in maniera diversa da quello che facevamo nel passato. Ovviamente questo tema è importantissimo della comunicazione. Certo, è un tema che si lega anche all'enoturismo, quindi c'è un focus particolare come appunto strumento di ulteriore valorizzazione del nostro splendido territorio. La bellezza della nostra isola sicuramente ci aiuta ad avere tante presenze e ovviamente queste sono da noi, per noi un vantaggio, perché possiamo avere anche tantissimi well-over consumatori nelle nostre cantine, quindi un vantaggio che tutte le aziende prendono, non soltanto ovviamente le associate di Assovini, che per prime hanno cavalcato questa opportunità, ma devo dire tutta la produzione siciliana. Alla fine tantissime aziende siciliane mettono tanta energia e attenzione all'enoturismo, che è uno strumento di marketing sicuramente straordinario. Quindi abbiamo dinanzi un promettente futuro? Dobbiamo sempre pensare positivo. Positivo, assolutamente. È chiaro, sappiamo che c'è una parte della nostra viticoltura che purtroppo continua a soffrire, ma abbiamo anche delle aziende che stanno avendo un ottimo successo nei mercati del mondo, e sicuramente puntando su quello che è il nostro territorio, sulle nostre unicità, sui nostri vitigni autoctoni, possiamo avere nei prossimi anni, continuare ad avere il successo che quest'isola si merita. Bene, allora ad una ora. Grazie.